avevamo un camion con rimorchio da trattore in pratica, no? Era sopra coperto con un telone. Poi una volta partiti, quando siamo partiti con Vaporetto, da lì l'abbiamo scaricato. Siamo sbarcati lì dove adesso c'è circa quello lì dei taxi. E poi da lì siamo scesi, siamo entrati in piazza. Sapevamo che i carabinieri o la polizia, i primi che arrivavano, non potevano prendere una decisione di dire Ti aggrediamo. Appunto ci siamo prestati ad arrivare lì al fianco del campanile, che era già il nostro obiettivo, e abbiamo aperto la porta e siamo entrati, e da lì poi è cominciata tutta l'occupazione, tutta la liberazione della piazza, che è durata fino al mattino successivo. Per noi lo scopo principale era far sapere al mondo, far conoscere al mondo il problema veneto. In Italia il Veneto è un paese occupato. Noi riteniamo che nel 1866 i veneti non siano stati liberi di votare. il territorio era già occupato dalle forze militari italiane, alcune procure erano già in mano ai italiani, cioè la Francia aveva già consegnato il Veneto all'Italia. Noi non vogliamo una secessione dall'Italia, noi vogliamo verificare se mai il Veneto è entrato in Italia. Dunque vogliamo una volta per tutte far decidere, far parlare i veneti. Sentite, però non è un po' utopia pensare che il Veneto possa dichiararsi indipendente oggi, che per esempio l'Europa lavora tutta per macro aree, per unioni comunque di nazioni, sia verso un agglomerato di stati che è anche difficile individuare a livello uno per uno, insomma, no? Il problema che secondo noi, che anche per noi è importante, è che primo, questa Europa non è l'Europa dei popoli, è l'Europa delle grandi nazioni, dei grandi stati, che vediamo che secondo noi non ha nessun futuro. Il Veneto ha una storia di 1100 anni di repubblica che nessun paese al mondo può vantare come repubblica. Possiamo dire la nostra, anche se siamo piccoli, anche se siamo solo in 4 milioni e mezzo, ma il numero non vuol dire niente secondo noi. Poi noi vogliamo far parte dell'Europa, ma dell'Europa dei popoli. Noi oggi vogliamo, oggi come nell'87, ricordo che il Veneto Serenissimo Governo è nato nell'87, vogliamo con tutta la nostra forza far rifare quel referendum truffa del 1866. È la maniera più democratica che un popolo, una nazione ha di dichiarare la sua indipendenza, e questo non ce lo possono negare, perché se partiamo dal presupposto che l'Italia è entrata nel Veneto e per entrare nel Veneto ha dovuto fare un referendum, che chiamiamo referendum o plebiscito, è la stessa cosa, per legittimarsi di fronte al mondo, noi abbiamo il diritto, come popolo, come nazione storica d'Europa, di rivendicare la giustizia di questo referendum, che non c'è mai stata. Hanno paura di cosa? Di fare un referendum, di dare la voce al popolo? E questa è la domanda. Noi vogliamo rifare il referendum del 1866, ci riusciremo e il Veneto tornerà indipendente. Un'ultima considerazione, questo però può aprire un precedente pericoloso per lo Stato italiano. Se ogni popolo dichiarasse l'indipendenza, l'Italia doveva finire. Beh, insomma, lo dice il diritto internazionale, non è che lo diciamo noi, è il diritto internazionale che dà la possibilità ad ogni popolo di arrivare all'autodeterminazione. Ricordiamo anche che l'Italia ha firmato questi patti del diritto internazionale, quindi se non lo fa va contro se stessa, perché non rispetta quello che ha firmato.